Mercoledì 9 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Cominciamo subito con un'ultima ora, con una notizia che arriva da Palermo, dove sono state sequestrate 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza e Malaspina. Palagonia all'interno di queste sale erano in corso dei tornei illegali di Texas Hold'em, pubblicizzati anche sui social. Il servizio. Beccati con le mani sulle carte da gioco, i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza in piazzetta Bianchi e Malaspina Palagonia in via Principe di Paternò, dove si stavano svolgendo tornei illegali di Texas Hold'em, variante del più noto poker. L'operazione è scattata dopo accurate indagini sui social che pubblicizzavano anche senza troppi misteri le serate. I profili Facebook individuati pubblicizzavano infatti in circuiti paralleli gare da tavolo attraverso associazioni sportive dilettantistiche. Le partite si svolgevano di sera con la partecipazione di numerosi giocatori e benché le associazioni nei propri statuti dichiarassero che i tornei avessero puro carattere ricreativo, nel corso dei controlli sono state identificate 70 persone e trovati soldi contanti appena scambiati dai giocatori per ottenere le fiche e partecipare alle giocate. Nei computer trovati nelle sale da gioco è stato accertato che le partite andavano avanti dallo scorso gennaio grazie a un circuito clandestino online dove sono stati trovati i nomi dei frequentatori delle sale, denunciati 7 organizzatori dei tornei e i 63 giocatori accusati di partecipazione a giochi d'azzardo, sequestrati gli immobili dove hanno sede le associazioni adibite a bische clandestine e oltre 3.500 euro. E adesso andiamo alle agenzie, perché è stata smantellata dalla Polizia di Stato una vasta rete che è indiziata dalla commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. È stata decapitata la struttura gerarchica dell'organizzazione, sono 22 le persone arrestate per complessive 77 misure cautelari eseguite. Per 55 degli indagati sono state applicate congiuntamente l'obbligo di dimora nel comune di Napoli e di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono in corso perquisizioni particolari di questa operazione nel corso della giornata, vedremo se ci saranno anche dei risvolti in Sicilia. Adesso a Partinico, da dove arriva una bruttissima storia di un uomo che ha violentato la figlia di amici e poi la filmava gli abusi sulla stessa. L'uomo è stato arrestato, il sindaco del paese ha detto la città diventa una Gomorra. L'orco era amico di famiglia, era spesso in casa, dove ha abusato sessualmente per anni di una bambina. Questa terribile vicenda arriva da Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 46 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Secondo quanto messo in luce dalle indagini, l'uomo, amico di famiglia e assiduo frequentatore dell'abitazione della vittima, avrebbe approfittato anche di una condizione di particolare vulnerabilità della bambina, abusandone sessualmente in più occasioni. L'indagato avrebbe filmato gli abusi sessuali avvenuti a volte anche nella sua abitazione attraverso una telecamera nascosta, realizzando così diversi video pedopornografici che gli inquirenti hanno trovato nella sua disponibilità. La giovanissima vittima si trova ora al sicuro in una struttura protetta. Un'altra vicenda di cronaca che arriva quindi da Partinico. Il sindaco Pietro Rao è sconfortato e in una lettera indirizzata alla cittadina dice: Partinico come Gomorra. Naturalmente questo segue ad altri fatti tragici delle ultime settimane, ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Noi vogliamo costruire una città migliore per i nostri ragazzi, per i nostri figli, ce la stiamo mettendo tutta, però probabilmente il sistema sociale ha un cortocircuito. Noi abbiamo la necessità di capire, di intervenire e di fare tutto quello che è possibile fare. Lorena, cominciamo la lettura dei quotidiani proprio da questa notizia che certamente non lascia indifferenti.
No, non lascia indifferenti, è una storia di orrore, però è anche una storia di coraggio, ce la racconta innanzitutto la Gazzetta del Sud e ci dà anche una Però non la vediamo in questo momento proprio dettagliato identikit. No, la vediamo al contrario, non capisco perché, qual è il motivo in questo momento. Vediamo se possiamo sistemare. Magari ci torniamo fra un istante. Allora restiamo a Palermo, nel palermitano, grave incidente nel quartiere Bocca di Falco, un bimbo di 4 anni in coma e lotta per la vita, si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con motore a scoppio, la dinamica è ancora da chiarire, vediamo e sentiamo il servizio. È in condizioni disperate il bambino di 4 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nella zona di Bocca di Falco a Palermo. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cristina, dove stanotte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il piccolo ha riportato un grave edema cerebrale e fratture facciali, arrivato già intubato dall'ospedale in Grassia, dove in un primo momento era stato trasportato dal padre, è in coma. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con motore a scoppio. L'impatto devastante è avvenuto contro un muretto. Il padre ha trasportato il figlio all'ospedale più vicino, l'Ingrassia di Corso Calatafimi, dove è stato intubato. Al pronto soccorso sono nel frattempo arrivati anche i parenti e gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per scortare il bimbo durante il trasferimento al di Cristina. L'evoluzione delle sue condizioni sarà più chiara nelle prossime ore. Nel frattempo viene tenuto sotto stretta osservazione. E adesso andiamo da Lorena Dolci, andiamo ai quotidiani, partiamo dalla notizia di Partinico. Sì, siamo riusciti appunto a raddrizzare le pagine e intanto torniamo a quella storia degli abusi su una ragazzina, che è una ragazzina di 13 anni, l'orco è uno di famiglia, la vittima si ribella. Dicevamo che è una storia di orrore ma anche di coraggio, perché questa ragazzina si è confidata, ecco, è stata la stessa vittima a ribellarsi, questa ragazzina di 13 anni, raccontando tutto ad un'amica di famiglia, e l'amica ha presentato la denuncia, raccontando non soltanto gli abusi ma anche un contesto familiare degradato. Per questa ragione la vittima è stata collocata in comunità. Perché è degradato? Perché c'è il sospetto che la famiglia accompagnasse la ragazza a casa di quest'uomo, che era un cosiddetto amico di famiglia che frequentava la casa, quindi il sospetto che forse qualcuno sapeva. Adesso per la vittima è finito in incubo, scrive Repubblica, ma comincerà un percorso di certo non facile per provare a guardare avanti dopo anni di abusi e violenze fisiche e psicologiche. E poi troviamo nella stessa pagina del quotidiano La Repubblica la storia che abbiamo appena sentito, quella dell'incidente del piccolo Thomas. E dicevamo una dinamica ancora da chiarire, perché appunto pare che questo bambino di appena 4 anni non fosse solo su questa minimoto. E perché ci sono questi dubbi? Perché difficilmente il bambino, secondo la polizia municipale, avrebbe potuto accendere da solo la minimoto a benzina con motore a strappo. Prima di poter essere avviata, infatti, è necessario girare la chiave e poi tirare un filo elettrico, un po' troppo complicato per un bimbo di 4 anni. Dunque al suo fianco doveva necessariamente esserci un adulto. Ci sono ovviamente indagini in corso, dicono alla sezione infortunistica. L'incidente è avvenuto all'interno di un veicolo che si trova accanto all'abitazione. Al momento di ufficiale non c'è nulla sulla ricostruzione del padre, ha riferito dettagli, ma la sua dichiarazione non è ancora stata messa a verbale, ed è stato il padre 38enne, probabilmente anche quello che ha messo a disposizione questo aggeggio, a portare il figlio in ospedale. Nel frattempo erano stati anche allestati naturalmente i soccorsi. In base al racconto concitato del padre, si era pensato che il piccolo fosse sfuggito al controllo dei genitori, finendo con la testa contro il muro mentre era in sella alla minimoto, un modello di cross, e che addirittura non si potrebbe guidare in strade pubbliche prima dei 16 anni. Un dettaglio particolare è che sulla minimoto erano state montate delle rotelle, quindi ancora di più a conferma del fatto che era stata messa a disposizione di questo bambino piccolissimo. E adesso torniamo all'operazione contro il traffico di migranti, operazione sull'asse
Turchia e Italia. Sono stati arrestati 7 egiziani. L'operazione è portata avanti dalla Procura di Catania, che ha smantellato un'organizzazione con base operativa a Istanbul. Vediamo. Chi poteva come dire, accedere a questo tipo di trasporto era una persona che aveva il grado di raccogliere anche in ambito familiare una cifra ragguardevole. Le parole di Vincenzo Nicolì, direttore dello SCO, non lasciano spazio ad interpretazioni. Qui c'è di mezzo un'organizzazione ben strutturata economicamente, altro che viaggi della speranza con le cosiddette carrette del mare, che salpano dal Nord Africa. La nuova rotta dell'immigrazione emersa nell'operazione El Rais della Procura di Catania è sull'asse Turchia-Italia, con un sodalizio che operava tra Egitto, Turchia, Grecia e naturalmente Italia. 7 gli egiziani arrestati, per gli altri 8 bisognerà attendere complesse procedure burocratiche con stati extraeuropei come Turchia, Oman, Albania ed Egitto. Capo dell'organizzazione Assad Ali Guma Kodir, detto Abu Sufyan, ritenuto uno dei principali player di questo sistema di trasporto di migranti dall'Asia Minore all'Europa. Base operativa e logistica Istanbul. Da qui partivano i van carichi di migranti per i porti di Izmir, Bodrum e Marmaris, con rotte prestabilite e destinazioni in Calabria, Crotone e Roccella ed in Sicilia, con sbarchi ad Augusta e Portopalo di Capopassero. Sotto la lente degli investigatori 18 viaggi e presumibilmente un naufragio. Noi consideriamo che nel periodo delle indagini, durate circa un paio d'anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, il giro d'affari sia stato pari a circa 30 milioni di euro e considerate che questo tipo di viaggi è più costoso di quello dei disperati che attraversano il Mediterraneo centrale. Qui parliamo per ogni persona di circa $10.000 o 10.000 euro. Intanto gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Humanity One sono approdati nel porto di Genova. Ripartiamo proprio da questa notizia per continuare la rassegna stampa. Sì, approfondiamo le dichiarazioni del procuratore di Catania, Francesco Curcio. Troviamo il servizio sulla pagina del quotidiano La Sicilia, traffico di migranti dalla Turchia all'Italia, avete sentito, un business da 30 milioni. Ma sentiamo appunto il procuratore della DDA Etnea cosa dice. Tutto organizzato nei dettagli, poi gli skipper rientravano in aereo, nulla insomma era lasciato all'improvvisazione. I capitani delle barche erano degli skipper professionisti pagati attraverso un giro di money transfer, riaccompagnati in aereo a Istanbul dopo il loro viaggio in Italia. C'era chi provvedeva a trasportare i migranti fino a Istanbul, chi li custodiva nelle abitazioni, insomma tutti i pezzi di questa organizzazione egiziana dedita al traffico di esseri umani è stato ricostruito. Avevano addirittura un'agenzia immobiliare che aveva il compito di fornire gli immobili presso cui ospitare i migranti nell'attesa di partire, attesa che a volte poteva essere lunga a causa delle avverse condizioni meteo marine, e poi partire da Bodrum o da altre zone della costa turca con destinazione Calabria o Sicilia. Continuiamo adesso la nostra lettura dei quotidiani regionali, partiamo dal Giornale di Sicilia, anche qui troviamo in prima pagina la storiaccia che arriva da Partinico, abusi ripetuti e video hard, a 13 anni vittima di un orco che avrebbe approfittato dell'amicizia con i genitori per compiere abusi. Adesso la ragazzina di 13 anni è stata trasferita in una struttura protetta. E poi per la politica Colianni sarà il nuovo assessore al posto di Mauro Successore. Alla delega di energia rifiuti, una delega pesante. E ancora a Palermo il giorno di caos perché iniziano i lavori nella carreggiata centrale di Viale Regione e quindi ci sarà sicuramente insomma tanti disagi. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Catania, La Sicilia, troviamo questa operazione di questa organizzazione con sede a Istanbul che importava diciamo così uomini dall'Africa con un giro da 30 milioni e poi un'indagine sulle scuole. Il titolo è Vuoto a perdere, perché l'ha chiamato così? Perché in Sicilia ci sono 8.500 studenti in meno con una perdita di ben 603 cattedre. I sindacati diciamo incolpano di questo calo demografico le scelte miope del governo Meloni. E poi invece la storia che arriva dall'Ennese, Don Rugolo, l'accusa chiede la conferma di 4 anni e 6 mesi. Don Rugolo, lo ricordiamo, è il sacerdote accusato di aver compiuto abusi su delle persone all'epoca
minorenni. Andiamo a vedere nel dettaglio invece un'altra storia che arriva da Catania, l'ennesima storia di violenza e il coraggio questa volta di un ragazzino. Cosa succedeva? Il padre, un nordafricano, picchiava selvaggiamente la madre. Uno dei 5 figli teme la tragedia e telefona alla nonna per chiedere aiuto e avvertire i carabinieri. L'uomo è stato arrestato, è un 39enne di origini nordafricane, sempre più aggressivo e irascibile a causa, si è scoperto poi, della dipendenza dalla droga, in particolare crack e cocaina. Il suo rientro a casa coincideva sempre più spesso con violenti litigi con la moglie, con i 5 figli, tutti minorenni, giorno dopo giorno sempre più traumatizzati. E c'è stato questo apice con una richiesta d'aiuto disperata durante l'ennesima aggressione selvaggia da parte dell'uomo. Ha chiesto a un bambino di salire al piano superiore per alzare il volume del televisore e coprire così le grida di dolore della donna, ma questo ragazzino appunto ha deciso di inviare un messaggio alla nonna e che ha a sua volta allertato i carabinieri. Le violenze andavano avanti da mesi, adesso i 5 ragazzini sono stati appunto affidati alla nonna. E poi andiamo a vedere la pagina della Gazzetta del Sud che titola "Scommesse illegali a Messina". Abbiamo visto le operazioni si moltiplicano, ce n'è stata una fino a stamattina. La Finanza arresta 22 persone a capo del maxi traffico, secondo gli inquirenti erano in 2, tra l'altro un consigliere comunale, sequestri per 3 milioni di euro. Andiamo avanti e qui siamo invece nel catanese a riposto, fatto il giro dei social, è diventato virale quel video di questa squadra di Under 17 che picchiava l'arbitro. Adesso cosa dicono i genitori dei ragazzi? Ci scusiamo con l'arbitro, noi parte civile al processo, dice la società. La società sportiva condanna l'aggressione di sabato. Ma andiamo a vedere nel pezzo. La società sportiva RSC Riposto condanna con fermezza l'intollerabile aggressione ai danni del direttore di gara da parte di alcuni suoi tesserati che è successa sabato scorso nel campo comunale di Torre Archirafi. E in una nota anticipa che si costituirà parte civile nei confronti di eventuali maggiorenni coinvolti negli eventuali processi che saranno posti in essere. La società invia le proprie scuse al direttore di gara e segnala l'impegno posto in essere dai propri dirigenti al fine di proteggere l'arbitro dalla vile aggressione. Ci sono state poi varie prese di posizione da parte di parti politiche, tra l'altro bipartisan, ma per la prima volta attraverso una portavoce intervengono anche i genitori di questi ragazzi che sono molto spaventati, dicono, per la situazione. I nostri ragazzi vengono etichettati come delinquenti, ma in realtà sono profondamente provati e scossi per quello che è successo, si rendono conto della gravità del loro gesto e ne sono sinceramente pentiti, dicono i genitori. Comprendiamo la condanna unanime per l'accaduto, ma speriamo che questa vicenda non marchi per sempre la vita dei nostri figli. Confidiamo che possano avere l'opportunità di comprendere appieno la serietà del loro errore e di intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza. Fra l'altro, Angelo, ci saranno pesanti provvedimenti per la squadra. La decisione del giudice sportivo e quindi si attende, come è accaduto già in situazioni precedenti. Purtroppo si ripetono questi fenomeni e questi episodi nei campi di calcio dove sono impegnate le formazioni giovanili, in arrivo certamente dei DASPO e bisognerà vedere poi se ci saranno altre conseguenze. E poi torniamo a quella notizia abbiamo anticipato con il titolo, il calo demografico nelle aule siciliane, sempre più vuote, tra i banchi saranno 8.500 in meno e si perdono 603 cattedre. Per i sindacati è un impoverimento del servizio educativo, effetto combinato da una parte del calo delle nascite, dall'altro le scelte miopi del governo nazionale che ha avviato un processo di dimensionamento scolastico che penalizza in particolare le scuole del Mezzogiorno e della nostra regione. E poi qui c'è appunto la chiesta, la conferma a 4 anni e 6 mesi per Don Rugolo, il processo d'appello per violenza sessuale su minori in corso a Caltanissette. Il procuratore generale dice sentenza scrupolosa su situazioni scabrose. E sapete che c'è anche tutto un movimento che chiede di allontanare lui e chi l'ha coperto da posti di rilievo nella Chiesa.
E poi oggi giornata campale per il traffico a Palermo, ma anche a Taormina, perché da oggi a venerdì sarà chiuso il bypass. Erano degli interventi necessari, non più procrastinabili, esecuzioni dei lavori sul tornante da parte di WeBuild SPA e si sono aggravate le condizioni del manto stradale di un tratto che sarà momentaneamente non percorribile. Poi c'è un altro approfondimento da parte di Repubblica Palermo sugli affitti brevi e B&B, c'è un'impennata un po' in tutte le città siciliane, ma mancano le regole, salgono a 5.800 addirittura le locazioni, ma pochi controlli sui codici e sulle key box, quelle cassettine in cui i proprietari mettono le chiavi per non accogliere personalmente gli ospiti. Norme stringenti sono già state applicate a Firenze, il sindaco di Palermo La Galla però dice: da noi cominciamo con una prima ricognizione. Ci fermiamo per ora, a te di nuovo la linea, Angelo. Grazie, fra poco da te per le notizie nazionali e quelle internazionali. Adesso però, come ogni mattina, apriamo il nostro collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia Orientale. Do il buongiorno all'ispettore Raffaele Genovese, si trova a Barcellona Pozzo di Gotto. Qual è la situazione oggi del traffico, della viabilità in Sicilia Orientale sulle strade di competenza? Buongiorno direttore, buongiorno studi e telespettatori del compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Sulla tangenziale di Catania segnaliamo le solite code, traffico intenso in direzione Siracusa, nonché rallentamenti dallo svincolo di San Gregorio in direzione centro città. Sulla A18 Messina-Catania si segnala la chiusura dello svincolo di Taormina in ingresso verso Catania a causa di lavori sino alle ore 24 del 12 aprile. Inoltre dal giorno 7 all'11 aprile nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 sarà chiusa la rampa di uscita in direzione Catania. Si segnalano code nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania a causa della presenza di cantiere stradale. Vediamo adesso il tratto autostradale tra Avola e Cassibile, dove persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno. C'è un problema sul collegamento. Direzione Siracusa. Sì. Passiamo. La sentiamo a tratti, speriamo che si possa riprendere. Sì. Forse qualche problema forse sull'audio, sì. E sull'A19, dicevo, si segnala la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso ed uscita in direzione Palermo e della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta, direzione Catania. Sulla strada statale 121 Catania-Paternò si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Andiamo adesso sulla strada statale 192 Valle del Vittaino, ove vi sono lavori di demolizione dell'omonimo ponte. Quindi si consiglia agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo autostradale. Come ogni mattina diamo qualche consiglio, facciamo qualche riflessione insieme. La guida in autostrada può sembrare facile, ma comporta rischi legati alla velocità e al traffico intenso. Con un comportamento attento e responsabile, tuttavia, è possibile ridurre al minimo questi rischi e viaggiare in sicurezza. La prudenza e il rispetto delle regole sono essenziali per garantire una guida sicura su queste strade veloci. Questo è uno dei principali consigli per garantire la sicurezza sulle autostrade. La responsabilità personale è il primo passo verso una guida sicura, ma anche una buona educazione stradale. E l'adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti gli utenti della strada può fare una grande differenza. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto. Buona giornata e buona strada. Grazie, buon lavoro a voi. Intanto noi ci troviamo domani mattina con questo collegamento che ci dà le indicazioni su quello che succede in Sicilia orientale. Adesso, come detto, vediamo invece con le nostre telecamere cosa succede nella viabilità di Catania. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, stamattina il traffico è particolarmente intenso, come ci dicevano anche dalla Polstrada in entrata da Viale Mediterraneo, poi in via Vincenzo Giuffrida traffico particolarmente congestionato, in uscita invece la situazione stamattina sembra essere sicuramente più percorribile la strada, ecco, da questo punto di vista. Ci dobbiamo fermare, una breve pausa dopo la rassegna stampa con i quotidiani nazionali per i fatti dall'Italia e dall'estero. Allora,
torniamo da Lorena Dolci, stavolta i quotidiani sono quelli nazionali, i fatti arrivano per lo più dall'estero, devo dire quanto sta accadendo con questi dazi viene raccontato sui giornali, poi magari diamo uno sguardo perché ci sono contraccolpi importanti sulle borse per queste nuove decisioni. Eh sì, le prime pagine dei giornali sono tutte monopolizzate da questa guerra dei dazi, ma poi purtroppo c'è anche la cronaca con la scoperta di questo ricercatore italiano trovato a pezzi in Colombia e poi purtroppo focus ancora sui femminicidi con le motivazioni della sentenza Turetta e anche sull'omicidio di Ilaria da parte del suo fidanzato Mark e tutti i dettagli delle indagini. Ma partiamo appunto dai dazi. Prima pagina di Repubblica, Trump, super dazi alla Cina, tariffe del 104% contro Pechino, giù Wall Street. Dopo l'annuncio l'Unione Europea trattiamo ma con il bazooka sul tavolo e troviamo le stesse notizie anche sul Corriere della Sera, dazi, alta tensione USA-Cina, Pechino non si piega a queste tariffe, Meloni andrà da Trump. Andiamo poi a vedere nel dettaglio. Ecco qua, mossa sulla Cina, alza i dazi al 104%, in vigore da mezzanotte, Pechino dice natura ricattatoria. 70 paesi vogliono negoziare e lo vediamo qua in questa vignetta di LK, negoziazioni one to one, cioè uno a uno, Trump col ciuffo biondo e il lupo cattivo e i paesi uno per uno, tanti cappuccetti rosso che si fanno avanti. L'ultimo però, lo vediamo qua, è la Cina che invece impugna un randello. E allora di questo ti voglio parlare perché, guarda, le borse asiatiche hanno avuto tutto un grandissimo calo. La Cina, allora a Tokyo meno 4,87%, Taiwan meno 5,86%, le borse europee sono previste, i futures sono quelle di previsione, meno 4%. In calo anche il prezzo del petrolio che arriva a $57 al barile, quindi insomma c'è una vera catastrofe. Un vero tonfo, però ecco sempre su Repubblica vediamo che affonda Wall Street, come dicevi tu, Milano recupera il 2,4%. Ma questo è il rimbalzo di ieri, quindi oggi ci sono nuove situazioni. Certo. L'Europa che fa? Mette il bazooka sul tavolo per dire pronta a prendere misure, contromisure anche forti, speriamo di non usarlo, misure straordinarie contro le aziende straniere che operano nel continente, i controdazi in 3 fasi, anche se la gran parte della politica è per una politica appunto di prudenza. E poi si prepara il viaggio di Meloni che andrà da Donald Trump per chiedere uno sconto, lui già si immagina chiederà un segnale su Pechino. Doccia gelata da Bruxelles sui controdazi dell'Unione Europea, Vance incontrerà i vice e il Presidente lo sa che la Germania sta negoziando un accordo alle Nazioni Unite che penalizza i prodotti italiani, la Premier lo osserva, poi allarga le braccia, riferiscono e risponde teatrale: ah, va bene, va già tutto alla grande, adesso mi sento veramente confortata, insomma ironia anche in questo momento. Vediamo cosa chiedono le imprese per compensare questa mazzata: incentivi alla competitività, rilancio degli investimenti, ma anche sostegno all'occupazione e alle famiglie. Ecco gli interventi di cui ha bisogno il mondo produttivo. Nel mondo produttivo, tra l'altro, danni a vini e formaggi in primo piano. Lasciamo questo argomento, andiamo a vedere che cosa succede in Medio Oriente. L'accusa di Guterres a Israele: Gaza è un campo di morte. Il segretario ONU rinnova l'allarme umanitario, intanto lo Stato ebraico ha organizzato 16 voli per trasferire i palestinesi. Insomma, va avanti con quel piano che era stato un po' adombrato anche da Trump del trasferimento dei palestinesi. E poi questo veramente una storia di orrore che arriva dalla Colombia. Un ricercatore italiano fatto a pezzi e chiuso in una valigia, aveva 38 anni, era in vacanza, era sparito venerdì, forse per andare in discoteca. Taglia di 10.000 euro sugli assassini, è stato identificato grazie al braccialetto dell'hotel, all'opera un pool di investigatori per risalire al movente e ai carnefici. Indaga anche la procura di Roma, tra l'altro era laureato alla Normale, insomma un ricercatore molto in gamba, intelligente. E c'è questa
quest'altra storia di un italiano all'estero, la madre di Trentini chiamata da Meloni, lavoro al rientro, è in prigione a Caracas, e l'idea di uno scambio con un rifugiato oppositore di Maduro. Alberto Trentini è da 145 giorni in cella, è stato arrestato a Caracas appena arrivato in Venezuela, ma non ha un vero e proprio capo di accusa contro di lui. E poi veniamo all'altra storia dei femminicidi. Qua c'è il caso di Ilaria, un altro caso che insieme a quello di Sara Campanella a Messina ha veramente scosso tutti, e qui si aggiunge lo strazio dei genitori. Ilaria buttata via come un paio di scarpe, leggiamo sulla stampa, sospetti su 2 amici dell'assassino, lo avrebbero aiutato a depistare le indagini. Mia figlia non c'è più, dice il padre, Marche deve marcire in galera tutta la vita. Cioè non soltanto la madre adesso è indagata perché avrebbe aiutato il figlio a occultare il cadavere, ma adesso pare anche due amici. Ecco qua anche su Repubblica, Ilaria caccia ai complici, interrogati 2 amici di Marche, dubbi sull'occultamento del corpo, l'assassino è apparso sempre lucido dopo l'assassinio, dopo aver pulito dal sangue la stanza, dopo aver occultato il corpo, dicono gli inquirenti, è uscito a mangiare una piadina con un'amica come se nulla fosse. E poi c'è sempre, il tema è sempre quello dei femminicidi, i 75 colpi a Giulia per inesperienza, non per crudeltà, così i giudici spiegano l'ergastolo a Turetta, sì alla premeditazione, no allo stalking e polemica. Cioè per i giudici questo numero di coltellate non furono un modo per infierire crudelmente o fare scempio della vittima, ma una conseguenza dell'inesperienza e della inabilità di Filippo Turetta, e la studentessa fu di certo vittima delle condotte moleste, prepotenti e vessatorie dell'ex fidanzato, ma non aveva paura di lui, e così i giudici della Corte d'Assise di Venezia motivano la sentenza all'ergastolo che ha escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Lo stalking in particolare appunto perché mancava la paura da parte del fidanzato, paura forse no, ma sicuramente uno stato di ansia ingenerato. Un'altra storia che per fortuna è stata una storia lampo, un sequestro lampo, un 15enne rapito e liberato, 10 ore di paura, il ragazzo era stato portato via mentre andava a scuola ma addirittura incappucciato, è figlio di un imprenditore di San Giorgio a Cremano, e quello che si teme un sequestro a scopo di estorsione che ha tenuto in ansia per quasi 10 ore la famiglia. Questo sequestro è avvenuto alla periferia orientale di Napoli. L'imprenditore ha interessi in diverse attività, tra le quali un autolavaggio. Per fortuna, dicevamo, è finita bene. Non fu stupro ma revenge porn, è un'altra sentenza, in questo caso riguarda il figlio di La Russa. Secondo la procura di Milano il giovane non avrebbe percepito la mancanza di volontà della ragazza che era con lui, si scambiò il video con l'amico DJ, sicuramente una condotta volgare e superficiale, scrivono i giudici, sollievo del Presidente del Senato La Russa. E poi abbiamo qualche minuto, vi voglio raccontare come viene vista la visita dei Reali a Roma, lo vediamo sul Messaggero, bagni di folla e gaffe, le vacanze romane di Carlo e Camilla, oggi l'incontro con la Premier e il discorso alle Camere. C'è qui una specie di fotostoria, l'arrivo dei Reali all'aeroporto di Fiumicino, atterrato lunedì, e poi la passeggiata al parco archeologico. Fra l'altro, proprio al parco archeologico hanno avuto un cicerone di eccezione, perché sono stati accompagnati addirittura da Alberto Angela. Lo vediamo anche qua. Cerimonia solenne con 32 corazzieri al colle, la visita guidata con Alberto Angela e poi un po' di mondanità, in serata un garden party. Qualche sbavatura di protocollo, il re sollecita a gesti Camilla a unirsi per la foto alle bandiere, sappiamo che Camilla insomma un po' spesso fa qualche sbavatura, e poi il cambio d'abito, ricevimento alla villa, invitati artisti, uomini d'affari, diplomatici legati alla comunità britannica.
insomma un momento anche di mondanità per loro. Grazie allora a Lorena Dolci, torneremo ai quotidiani nella parte finale della nostra trasmissione. Intanto ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattinata. Ci occuperemo di enologia e anche di viticoltura, passando dal Vinitaly ma anche al nuovo corso di laurea all'Università di Catania. Di questo e di altro parleremo fra non molto. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevimeteo per mercoledì 9, quando ci sarà della variabilità sull'Italia centrale e la Sardegna con qualche improvviso piovasco meglio al sud e al nord Italia, con temperature massime in lieve aumento. Situazione per la Sicilia con una giornata tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma come abbiamo segnalato zero piogge, quindi basso rischio di precipitazioni. Vento debole al più moderato sul mare di Sicilia da sud-sud-est, con mare qui tendente a divenire mosso. Temperature freddo di notte sull'entroterra, valori a una cifra, massime anche se in lieve aumento, comunque sempre sotto i 20 gradi. Per giovedì 10 sempre un po' di variabilità, ma non notiamo precipitazioni, quindi ancora una giornata all'insegna della stabilità, il bel tempo su un po' tutta l'isola. Delle temperature questa volta in lieve ascesa, supereremo i 20 gradi sulla parte tirrenica. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trevimeteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo insieme i primi ospiti della mattinata. In studio con me c'è la professoressa Elisabetta Nicolosi, buongiorno. Buongiorno a lei. Responsabile del corso di laurea enologia, viticoltura, marketing del vino dell'Università di Catania, quindi insomma cercheremo e scopriremo come funzionerà questo nuovo corso che è triennale. Fra poco ci arriviamo. Do il benvenuto e ringrazio di essere in collegamento con noi a Fabrizio Carrera, che è il direttore di Cronache di Gusto. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie di essere con noi, entrambi immagino reduci da Vinitaly. Allora cerchiamo di capire. Partiamo da Vinitaly, vorrei andare da Carrera. Una sintesi breve dell'edizione di quest'anno, che cosa possiamo dire? Un'edizione, come sempre, perché Vinitaly sia rinunciabile per chi produce vino, per chi è legato al mondo del vino, ma un'edizione tracciata da questo argomento dei dazi che insomma hanno condizionato un po' il dibattito attorno al mondo del vino. Tutti un po' preoccupati, tutti un po' messi lì sul chi va là per capire cosa veramente accadrà per l'export del vino italiano negli Stati Uniti, perché pesa molto e quindi c'è molta preoccupazione. Pesa molto anche per la Sicilia, insomma l'export complessivo riguarda alcune centinaia di milioni del vino siciliano e una buona parte è quello legato all'export negli Stati Uniti d'America, che è il primo mercato estero per il vino italiano e anche per il vino siciliano. Grazie. Allora, professoressa, abbiamo sentito che il Vinitaly in qualche modo ha incoronato la Sicilia, perché lo stand siciliano è stato tra i più visitati e le produzioni, le eccellenze siciliane erano tutte presenti al Vinitaly. Allora, da qui la necessità di un nuovo corso di laurea. Ci spiega perché, come mai ci sono nuove frontiere da questo punto di vista? Sì, certamente, esattamente, ha detto bene. Vinitaly è stata una grandissima manifestazione, lo è, sono tornata proprio ieri e proprio lì ti dà la spinta su questo settore. Noi come Università di Catania, come Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente stiamo cercando di migliorare quelle che sono le offerte formative, perché è il territorio che ce lo chiede. È il territorio che ce lo chiede. Abbiamo parlato di Etna davvero è un brand unico ed eccezionale, ma tutta la Sicilia. Quindi abbiamo bisogno di formare, c'è necessità per le aziende del nostro territorio di avere ragazzi giovani formati che devono partire da questo primo livello della formazione, che è la laurea triennale. Quindi in effetti davvero con
con le richieste di tutto il territorio abbiamo istituito e stiamo cercando, il prossimo anno accademico andrà punto in porto, inizierà con l'anno 25-26, questo corso in viticoltura, enologia ed enomarketing. È un corso, abbiamo detto, triennale che prevede comunque, ha già un suo piano di studio, no? Assolutamente. Certo. Ci sono, leggo, 20 insegnamenti, ma non sono 20 soltanto insegnamenti, diciamo... Assolutamente, non sono solo insegnamenti, è proprio questa la caratteristica che vuole avere questo corso. Ci sono gli insegnamenti, le lezioni da svolgere in aula, ma è molto importante il rapporto col territorio, perché noi abbiamo previsto delle ore, abbastanza, un numero di ore di tirocini formativi che i ragazzi potranno effettuare nelle aziende nostre siciliane, ma se vorranno anche altrove, anche all'estero, perché è importante appunto che le esperienze che si hanno nelle aziende vengono trasferite ai ragazzi, quindi la formazione si fa in aula, ma la formazione si fa in campo con i professionisti del settore. Allora vorrei sentire Fabrizio Carrera su questo tema, cioè sul fatto che l'università apra a questo tipo di corsi di laurea. È un modo per intercettare quelle che sono anche le esigenze del futuro da un punto di vista anche imprenditoriale, perché questi ragazzi certamente sì, studieranno, avranno una preparazione indubbiamente specifica sul vino, ma avranno anche delle attitudini con il marketing soprattutto a piazzare, fra virgolette, quello che è il prodotto nostro, italiano, siciliano, catanese, in questo caso, sui mercati internazionali. Poi le contingenze in questo momento sono davvero complicate. Stamattina abbiamo sentito dei nuovi dazi al 104% di Trump per la Cina. Insomma, ci aspetta una rivoluzione, quindi una preparazione universitaria fondamentale. Sì, assolutamente. Allora, partiamo dal corso di laurea, che mi sembra, come dire, una iniziativa assolutamente importante per il territorio della Sicilia orientale. Tra l'altro io amo ricordare che il vino siciliano ha avuto una grande spinta in Sicilia molti secoli fa, proprio per l'arrivo dei coloni greci a Naxos. Il primo sbarco dei coloni greci arriva a Naxos e quindi lì in qualche modo nasce l'agricoltura siciliana, che poi è quella che ci ritroviamo oggi. Poi Catania vuol dire fenomeno Etna. Il vino dell'Etna ha avuto negli ultimi lustri uno sviluppo incredibile, con grandi nomi dell'enologia nazionale che hanno scommesso su questo piccolo territorio in fondo, perché poi io credo che il vino dell'Etna rappresenti soltanto il 2% del vino siciliano, ma c'è un'attenzione grandissima verso i vini che si producono in questa parte della Sicilia, in questo territorio vulcanico, che dà vini particolarmente eleganti e particolarmente piacevoli, e quindi è giusto che Catania, che a pochi passi, e poi il capoluogo della provincia, abbia un'università. Mi piace vedere anche che sia stato stabilito non soltanto il corso di enologia, ma anche di enomarketing. Oggi le aziende, le cantine non possono fare a meno di avere qualcuno che possa essere esperto di marketing, e credo che ci sia, anche da questo punto di vista, ci siano tanti spazi per i giovani. Quindi il vino, grazie alla ricerca, grazie alla formazione universitaria, può dare nuovo sviluppo di territorio occupazionale a gran parte del territorio siciliano. Io tornerei dalla professoressa Nicolosi, perché questa sinergia tra l'università e diciamo quello che è il tessuto produttivo, cioè l'imprenditoria, è fondamentale. Si vede già in altri ambiti, adesso anche diciamo in quello che può essere l'enologia e non solo. Certo, è fondamentale, noi diciamo questo, davvero il supporto delle aziende, essere insieme, l'università è insieme alle aziende, nel senso noi trasferiamo già le nostre innovazioni, le attività di ricerca vengono trasferite alle nostre aziende, sono loro stessi che ci richiedono appunto di operare, di lavorare su qualcosa che può essere utile per loro, e in questo caso per la formazione io ritengo che sia fondamentale. Noi tocchiamo i 3 ambiti, quindi dalla viticoltura, dal campo, no? Saper gestire un impianto, perché alla fine il vino nasce dal campo. È importantissimo quindi la viticoltura, è importantissimo ovviamente conoscere le tecniche enologiche, come diceva lei, alla fine il marketing chiude tutta la filiera, e le aziende, già questo devo dire, sono stata, ripeto come ho detto, rientro dal Vinitaly, e davvero ho sentito l'appoggio concreto delle nostre aziende siciliane, cioè il padiglione Sicilia è stato il padiglione più visitato, e devo dire, con i rapporti che ci sono, con il rapporto che si è instaurato davvero con queste aziende, devo dire che ostento il supporto e sentiamo il supporto delle aziende, che per noi, come ho detto, diventa fondamentale. Allora, l'importanza del vino è rappresentata ed è tangibile anche
comunque non dal vino, diciamo dal terreno coltivato, dai vigneti, perché la Sicilia è la seconda regione italiana per estensione, dopo il Veneto, ad avere queste colture. C'è una coscienza, una nuova coscienza probabilmente anche nei giovani, perché se arriviamo a questi numeri evidentemente da qualche generazione è cambiata qualcosa. Lo chiedo a Fabrizio Carrera. Assolutamente sì, c'è una maggiore conoscenza, poi immaginate esempio soltanto l'enoturismo, no? Quindi 15 anni fa, 20 anni fa nessuno parlava di enoturismo, oggi è straordinario vedere quello che accade, oggi è legato all'esperienza da un territorio e questa esperienza da un territorio, infatti si parla di turismo esperienziale, coinvolge sempre di più giovani generazioni. Certo c'è il tema dei millennials, di chi magari si approccia al vino in modo diverso, magari è più attratto ai superalcolici, ma questo perché probabilmente il vino deve cambiare un po' il linguaggio e quindi approcciarsi anche alle giovanissime generazioni che cominciano a bere qualcosa di alcolico. E in questo la Sicilia gioca una partita straordinaria proprio per la sua diversità, per la sua possibilità di poter proporre vini bianchi, vini rossi, vini con diversi vitini. Abbiamo veramente tantissimi vitigni autoctoni e quindi da questo punto di vista devo dire che la Sicilia può giocare veramente una partita importante. Ha un patrimonio enologico sicuramente di rilievo la regione siciliana, 24 vini DOP, e poi diciamo che questo patrimonio va non solo conservato, e proprio per questo poi l'intervento dell'università, quindi l'istituzione di questo corso di laurea va migliorato, va come dire, unito, va messo insieme la tradizione e anche quelle che sono le nuove tecnologie. Da questo punto di vista l'istituzione rappresentata dall'università può dare una grande mano d'aiuto. Certo, tradizione ma innovazione. Chiaramente l'innovazione è fondamentale, no? Il vino che si fa oggi chiaramente si fa in maniera diversa rispetto a quello che facevano i nostri nonni 40 anni fa o anche 20 anni fa. Quindi l'evoluzione è essenziale per la qualità. Quindi l'innovazione va, ripeto, segue tutti i settori, è fondamentale per questo. I ragazzi devono assolutamente apprendere le nuove tecniche, ma anche conoscere la nostra tradizione. Come diceva il direttore Carrera, la nostra viticoltura è molto antica, no? Abbiamo storie davvero che ci portiamo dietro e che poi trasmettiamo e che dobbiamo trasferire anche, si parlava dell'enoturismo, a chi viene a visitare i nostri territori, che alla fine si porta dietro un'esperienza all'interno della bottiglia del vino perché racconta un territorio. Quindi la tradizione viene mantenuta, ma l'innovazione diventa fondamentale e in questo l'università è quello che fa con le attività di ricerca e col trasferimento anche di queste innovazioni. Siamo quasi in chiusura, abbiamo un minuto circa. Volevo attenzionare quello che è l'aspetto biologico anche. Cominciamo da Carrera, poi chiudiamo con la professoressa. Il fatto che ci siano anche, diciamo, ci sia grande attenzione alla produzione biologica va nella direzione di dare un prodotto sempre più genuino al consumatore finale. Assolutamente sì, credo che la Sicilia vanti una superficie vitata convertita al biologico molto alta, tra le prime regioni italiane, e oggi sempre di più il consumatore guarda a queste produzioni che possano rispettare l'ambiente ma rispettare anche la salute. Su questa attenzione ovviamente non ci sono compromessi possibili e credo che anche in futuro, e probabilmente il lavoro che potrà fare anche l'università, è quello di trovare sempre sistemi più attenti a produzioni pulite che rispettino l'ambiente e questo la Sicilia, grazie a un clima assolutamente favorevole, può giocare un ruolo importante. Certo, abbiamo avuto l'anno scorso il problema della siccità, che spero quest'anno sia sicuramente meno impattante sulle produzioni enologiche e agricole in generale. Tuttavia credo che anche la ricerca può dare strumenti per consentire di produrre in situazioni un po' più estreme dettate dai cambiamenti climatici e quindi da questo punto di vista la Sicilia, grazie all'apporto della ricerca, in questo caso l'università, e quindi ben venga un corso universitario a Catania, e grazie anche all'attenzione ai produttori, perché poi tutto parte dagli imprenditori e quindi dalla loro visione, dalla loro voglia di rischiare, di avere coraggio e di fare in modo che il vino sia soprattutto frutto di tanta attenzione, quasi da renderlo un prodotto personale del produttore, però io credo che poi alla fine
un prodotto curato e personalizzato è quello che poi piace a chi si approccia al vino e vuole bello. Allora, chiudiamo proprio con la professoressa Nicolosi, l'aspetto biologico ne abbiamo parlato, l'ha detto tanto Carrera. L'università da questo punto di vista può dare un importantissimo contributo. Assolutamente, direi con una sola parola la sostenibilità aziendale. Noi ci occupiamo anche di questo, quindi l'azienda vitivinicola deve essere un'azienda sostenibile e quindi anche su questo abbiamo tante attività, no? Dal recupero per esempio delle acque reflue delle cantine, delle acque reflue enologiche, quindi che possono essere riutilizzate perché depurate, dall'utilizzo, si è parlato del biologico, dall'attenzione alle tecniche culturali, no? Quindi sono tutti gli aspetti che alla fine rendono un'azienda sostenibile, dal minor utilizzo dei fitofarmaci e quello che sappiamo che c'è dietro questo discorso. Quindi su questo c'è tanto da fare, ma già le aziende credono molto in questo. Devo dire che molte aziende davvero credono nella sostenibilità della propria azienda, perché alla fine vendono un prodotto che è sicuramente maggiormente apprezzato dal consumatore, dai giovani e non. Grazie allora al direttore di Cronache di Gusto Fabrizio Carrera per essere stato con noi questa mattina, grazie anche alla professoressa Elisabetta Nicolosi che è la responsabile di questo nuovo corso di laurea in enologia della viticoltura e del marketing del vino. In bocca al lupo per questa nuova sfida, noi ci fermiamo, fra poco andremo a Palermo, un collegamento con il nostro Marco Cullà che vedo già in bassa frequenza, parleremo di truffe agli anziani e di una collaborazione tra le poste italiane ed il Ministero dell'Interno. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo delle truffe agli anziani e di questo accordo che è stato sottoscritto tra il Viminale e le poste italiane su come mettere in guardia le persone un po' più inesperte, magari più fragili. E di stamattina la notizia, lo ripetiamo e lo evidenziamo, come sia stata smantellata dalla Polizia di Stato una vasta rete criminale che avrebbe commesso 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. L'operazione sarà descritta nei particolari nella mattinata di oggi, ma ci sono già 55 indagati a cui è stata applicata anche l'obbligo di dimora nel comune di Napoli e la presentazione anche alla polizia giudiziaria. Ma vedremo gli sviluppi nel corso della giornata. Vado da Marco Gullà con il suo ospite. Buongiorno a te, buongiorno anche a Rudy Ragnolo che è responsabile frode e management di Poste Italiane. No, non sento Marco, un attimo Marco, fra un po' vediamo un po' se riusciamo a sentire il tuo audio. Sì, adesso ti sentiamo, sì. Ok, perfetto. Dico assolutamente pertinente il collegamento di oggi con il responsabile di fraud management di Poste Italiane, Rudy Ragnolo, su questo argomento, perché Angelo sono assolutamente svariate i tentativi, ma anche le truffe che vengono commesse quotidianamente, non soltanto nei confronti di anziani. Sì, corretto, infatti bisogna smontare la convinzione profondamente radicata in molte persone che queste tipologie di truffe abbiano come attacco, quindi come target soltanto gli anziani. In realtà abbracciano un po' tutta la platea di clientela. Il nostro centro prevenzioni ad esempio rileva che il target vittima spesso di questi tentativi fraudolenti è tra i 30 e i 50 anni, quindi ci sono anche molti giovani. Potenzialmente chiunque abbia dei risparmi e un telefonino, ecco, può essere oggetto di questi tentativi di frode. Sono poi ovviamente innumerevoli le varianti di frode. Quello classico, soprattutto in ambito bancario, è il cosiddetto falso SMS, lo smishing. Falso messaggio inviato mediante SMS apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito. Intanto stiamo vedendo anche una grafica. Una grafica appunto è insidioso perché accede addirittura il cybercriminale tramite la tecnica dello spoofing, riesce a far entrare questo messaggio nella rubrica, nel box dei messaggi reali ricevuti dal cliente. Quindi nel nostro caso sarà Poste Info, quindi quello che deve allertare in realtà è il contenuto del messaggio.
Poi ci sono anche altre tecniche, altre tipologie di truffe che riguardano ad esempio i messaggi inviati mediante WhatsApp. Papà, mamma. Sì, ne abbiamo ricevuto. Tra l'altro ne parlavamo poc'anzi di un WhatsApp che arriva, di un messaggio che poi ricollega alla messaggistica WhatsApp, in cui la figlia sostiene di avere smarrito il telefono e di voler effettuare una ricarica per acquistarne un altro, dottore Zagnoli. Sì, è il comune denominatore, ecco, magari per mettere in guardia i cittadini, i clienti. Ovviamente l'oggetto del desiderio di questi truffatori è sempre il denaro, quindi quello che deve insospettire immediatamente è tutto ciò che ruota attorno al proprio patrimonio. Se vi contattano per email, per SMS o anche per telefono, spacciandosi anche qui molto spesso per operatori di Poste Italiane, per operatori di istituti di credito, per forze di polizia. È capitato anche a qualche cliente di ricevere la telefonata dal finto poliziotto, dal finto carabiniere. E quindi quello che deve destare sospetto è sempre il contenuto del messaggio. Nel momento in cui si chiede al cliente, alla vittima, di accedere al proprio sito, ecco, all'home banking del conto corrente, oppure di effettuare disposizione di pagamento, o ancora di recarsi presso l'ufficio postale o presso la banca per eseguire delle transazioni, lì è il momento di fermarsi e invece di affidarsi e fidarsi agli operatori di Poste Italiane, che sono stati anche formati appositamente per riconoscere questi schemi di frode. I consigli ovviamente da dare a tutti quanti riguardano soprattutto il livello di consapevolezza. È l'unica vera arma di difesa. Conoscere questi schemi di frode è importante e soprattutto permette di alzare il livello di attenzione e di non cadere in queste trappole cognitive. Sul nostro sito di Poste, su tutti i canali digitali, i clienti, i cittadini in generale possono trovare consigli utili per riconoscere queste truffe. Ci sono anche videopillole, infografiche, corsi di educazione digitale. Inoltre Poste Italiane, che è ovviamente in prima linea per la sicurezza dei propri clienti e dei cittadini, ha realizzato anche un apposito vademecum che qui vi mostro, lo vediamo, che troverete in tutti gli uffici postali che hanno una sala consulenza. Questo permette ovviamente ancora una volta di approfondire questo tema, questo fenomeno molto pervasivo che vede come elemento debole il fattore umano. Ed è il proprio il cliente che viene ingannato, raggirato e quindi in maniera inconsapevole spesso porta a termine la truffa. Dottore Ragnolo, le chiedo scusa, Marco, scusami, ma arrivano nei vostri uffici, ai vostri consulenti, delle persone che in qualche modo chiedono consigli, si avvicinano a voi perché magari hanno ricevuto un messaggio, perché questa è una sorta di pesca, diciamo, a strascico, quello che fanno, mettono in atto questi truffatori, gettano una rete e poi in qualche modo provano a tirare fuori quello che possono, provano a catturare chi è più fragile, come diceva lei. I vostri operatori in qualche modo sono lì per assicurare i clienti vostri, ma anche le persone, diciamo, che hanno ricevuto un messaggio per strada, si avvicinano a voi, che rappresentate sempre un'istituzione vicina alla gente. Detto bene, direttore, i nostri operatori ovviamente ricevono segnalazione da parte dei clienti che appunto sono state vittima di truffe o di tentativi di truffe, ma proprio perché appositamente formati qui in Sicilia lo scorso anno sono state erogate 11.000 ore di corsi di formazione proprio sulla cyber security, su questi anche schemi di frode, riescono a intercettare molto spesso in anticipo anche questi tentativi truffaldini. Vediamo clienti che si recano in ufficio postale con magari il telefono o l'auricolare e sono ancora in contatto col truffatore che dà istruzioni. E il paradosso è che molto spesso questi malviventi dicono al cliente, alla vittima, di non fidarsi degli operatori e che addirittura tra gli operatori o che lo stesso direttore sia il fautore, il principale truffatore e organizzatore ai danni del cliente. Questo è il motivo per cui invece bisogna ancora una volta prendersi del tempo,
perché fanno leva sull'urgenza. Nel momento in cui capite che c'è qualcosa che vi chiedono al telefono, via SMS oppure tramite anche mail in maniera urgente, quello è il momento invece di riflettere e di confrontarsi con il proprio ufficio postale di riferimento oppure contattare anche il numero verde di Poste Italiane. Marco, possiamo anche dare qualche numero se abbiamo ancora un minuto. Un minuto, perfetto, sì, perché ci sono davvero tantissime truffe sventate da Poste Italiane. Assolutamente, in Italia, Poste Italiane si può anche vantare del fatto che è l'unica realtà aziendale ad aver istituito al proprio interno un centro dedicato al contrasto di queste truffe. Il centro di prevenzione frodi, che si avvale di 2 presidi, uno a Roma e uno a Torino, con più di 100 esperti. Proprio lo scorso anno, nel 2024, grazie a 1 milione di alert, noi ci avvaliamo anche dell'intelligenza artificiale, quindi oltre ai nostri operatori specializzati, e su 1 milione di alert sono stati sventati qualcosa come 25 milioni di euro di truffe. Quindi capite bene la dimensione anche del fenomeno. Per questo motivo sta investendo e continua a investire moltissimo Poste Italiane su questo tema, soprattutto in ambito preventivo. Grazie Marco Gullà, grazie anche al dottor Rudy Ragnolo, responsabile frode marketing di Poste Italiane. Buon lavoro. Adesso ci fermiamo perché fra poco parleremo di una vera e propria rivoluzione nello screening che è stata messa a punto dall'ASP di Catania. Fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Do il benvenuto e il bentornato al direttore generale dell'ASP di Catania. Buongiorno al dottore Giuseppe Laganga Senzio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con lui in studio c'è anche Sergio Lombardo, che è un medico di base. Perché insieme? Adesso lo scopriremo, c'è una motivazione, ma la prima osservazione che mi viene in mente, questa idea della possibilità di fare le prenotazioni in maniera smart, in qualche modo serve anche certamente a, non dico a eliminare e a appianare le liste d'attesa, però facilita molto. Quindi la vostra idea di questi screening smart è davvero una spinta importante in questa direzione. Lo è, grazie ovviamente anche per darci l'opportunità di parlarne, perché il tema dello screening è per noi una mission prioritaria. Stiamo cercando in tutti i modi di sensibilizzare gli utenti, i pazienti, affinché ovviamente utilizzano questo grande diritto che il nostro sistema sanitario dà, che è quello dello screening. Cercare di rendere il processo, il percorso di prenotazione e anche di erogazione della prestazione un po' più smart, appunto come l'abbiamo definito, ci consente ovviamente di avvicinarci a quelle che sono le esigenze della popolazione e degli utenti. L'utilizzo di strumenti, anche grazie ovviamente alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, ci permettono oggi di agevolare molto il percorso, e in questa fattispecie il fatto che le prenotazioni possono essere fatte direttamente dai medici di medicina generale non solo agevola il percorso, ma rende il percorso molto più accogliente, lo definisco in tal senso, perché i pazienti si rivolgono al proprio medico ed è il proprio medico che in quel momento esatto li prende in carico, quindi li segue per tutto il percorso. È una innovazione sicuramente importante. E a proposito dei medici di base, medici di medicina generale, dal vostro punto di vista, questo tipo di servizio, perché è un servizio a tutti gli effetti che viene messo a disposizione dei pazienti, e immagino che chi viene da voi si trova confortato. Certo, allora è stata un'attività per noi che abbiamo subito appoggiato. È nata sperimentalmente a ottobre del 2024 ed è diventata ufficiale a gennaio di quest'anno. Lo è per 2 motivi, e spieghiamolo. Uno è più smart perché? Perché prima, per prenotare lo screening, il paziente, noi dovevamo fare una ricetta con dei codici di esenzione, quindi era comunque sempre gratuito, però doveva chiamare il numero verde e prenotarsi. Poi con l'andare del tempo è stato creato un numero verde dedicato a cui il paziente poteva chiamare, e ad oggi invece è stata creata questa piattaforma. Perché la piattaforma ci agevola? Perché
è anche più facile per me, medico di famiglia, intercettare il paziente a target e prenotargli la visita. Perché? Per esempio la signora viene nel mio studio per un banale mal di gola, io quando apro la cartella clinica che faccio? Guardo che la signora è nella fascia di età in cui può fare la mammografia, vedo e chiedo: signora, ma a me risulta che lei la mammografia non la fa da 3-4 anni, è possibile? E la signora mi conferma. Allora gli dico: guardi, se vuole direttamente io posso, tramite il portale che l'ASP ha creato, prenotare la mammografia negli ambulatori dell'ASP. E qual è anche il vantaggio? Che la prenotazione è rapidissima, parliamo di prenotazione anche il giorno dopo. Quindi il paziente già il giorno dopo si reca all'ASP e effettua la mammografia. Quindi una velocizzazione incredibile che si avvale anche di altri strumenti. Uno di questi è l'app Io, fra le altre cose. E poi, per chi magari è poco tecnologico, c'è anche il supporto del semplice messaggio di testo SMS. Quindi diciamo che a qualsiasi età tutti ormai abbiamo il telefonino, o attraverso l'app Io, che è certamente un po' più evoluta, o altrimenti il semplice SMS, ti ricordo che hai la prenotazione, devi andare a fare questo esame. Sì, lo è. Diciamo che il messaggio che deve passare è anche legato al fatto che stiamo parlando di percorsi assistenziali che sono dedicati allo screening, quindi noi abbiamo ovviamente delle agende, abbiamo degli slot, abbiamo a disposizione ovviamente anche ambulatori e centri dove fare anche le mammografie che sono dedicate allo screening, quindi anche il discorso della lista d'attesa non esiste, cioè la prenotazione viene fatta nell'immediato e nell'immediato ti viene assegnato lo slot e quindi la data di prenotazione, con tutto quello che ovviamente è l'SMS oppure l'app Io che ti consente ovviamente di comunicare direttamente con l'utente e quindi ricordargli della prenotazione. Questo è un segno di attenzione particolare e che ovviamente vuole evidenziare, e ci tengo particolarmente a dirlo, veramente l'importanza dell'attività di screening e della prevenzione. Quindi oggi purtroppo siamo costretti a discutere delle liste d'attesa, lo diceva lei poc'anzi, no? Cioè della problematica che stiamo cercando di affrontare, avendo la possibilità di avere un'offerta assolutamente orientata, veloce e che ha un valore. Il valore è quello di prevenire, quindi di prendere in carico un insorgere di una malattia preventivamente, con una rete che sta dietro, per cui è necessario anche dirlo che nel momento in cui il paziente entra all'interno del percorso dello screening non si ferma solo al semplice esame diagnostico, al semplice esame che viene fatto per la tipologia di screening, ma c'è un accompagnamento del paziente in tutto l'eventuale percorso che deve intraprendere e quindi è un diritto veramente importante. Direttore, volevo con lei affrontare altre due questioni. Una fondamentalmente, diceva lei, una rete che in questo senso non è soltanto quella dei medici di famiglia, ma accanto ci sono anche molte associazioni di volontariato che in questo possono aiutarvi, possono facilitarvi e aiutare anche soprattutto i medici di famiglia. Quindi diciamo, quando si lavora di squadra, il risultato poi può essere raggiunto in maniera diciamo più immediata, come sottolineava lei prima. Arrivano, i medici di famiglia per noi sono veramente dei partner straordinari, cioè sono coloro che determinano, sono i committenti, io li definisco i committenti del fabbisogno sanitario, e quindi essere con loro in squadra, partecipare a questi processi, ma integrarli all'interno dell'organizzazione dell'azienda sanitaria provinciale, quindi rendergli molto più facile l'accesso è fondamentale. Lo sono le associazioni fanno un lavoro straordinario di sensibilizzazione con i quali lavoriamo e collaboriamo quotidianamente per rafforzare appunto questa sensibilizzazione allo screening, ma poi c'è anche tutto il resto, ci sono tutte le altre aziende ospedaliere che non sono ASP, che ovviamente hanno con noi dei rapporti di collaborazione, delle convenzioni, e quindi questo garantisce effettivamente la presa in carico del paziente. Alcune volte assistiamo al fatto che alcuni pazienti si rivolgono magari per fare una mammografia direttamente a centri che non seguono il percorso dello screening che è fatto dall'ASP, magari ovviamente perché non hanno ben in mente che il percorso è un percorso unico, cioè noi lavoriamo in rete, quindi accedere al percorso dello screening in ASP significa che dopo diciamo, la verifica, dopo aver fatto tutti gli accertamenti, il paziente viene indirizzato o l'aiutiamo ovviamente a individuare il percorso più idoneo.
In questo i medici di famiglia sono importanti e fondamentali ad indirizzare i pazienti. E le spiego anche appoggiandomi a quello che dice il direttore. A volte il paziente mi chiede: dottore, posso fare una mammografia di controllo? E preferisce farla in vari centri oppure negli ospedali. Io invece cerco di spronarli a farlo all'interno della rete dello screening dell'ASP, perché poi si attiva tutta una rete dove il paziente è già seguito, quindi se fa la mammografia e risulta positiva, già viene attivato un iter dove il paziente potrà fare l'ecografia, sempre mammaria, potrà fare una risonanza magnetica o potrà fare la biopsia. Quindi tutto già seguito in un percorso già definito. Quindi non Se ha invece bisogno non di c'è altre prenotazioni, di uscire da una struttura e andare da un'altra parte. Questo è tanto. Ma questo modello, questo tipo di prenotazioni smart, questi screening smart, può essere esportato? Certo, è un'espertise importante, è un qualcosa che abbiamo testato, è in produzione effettiva dal mese di gennaio. Abbiamo iniziato ad avere i primi risultati importanti di prenotazione attraverso questa applicazione, questo portale. Ovviamente dobbiamo ancora di più sensibilizzare sia i medici che anche gli utenti ad utilizzarlo, ed è sicuramente esportabile perché diventa un modello ovviamente che garantisce quello che è un nostro principio, che è quello dell'equità all'accesso alle prestazioni sanitarie, che si mette assieme un po' a tutto quello che stiamo facendo di ASP con te, della prenotazione degli esami attraverso l'applicazione automatica, tipo la prenotazione di un biglietto aereo, quindi con una scelta di slot, cioè tutto quello che ti garantisce, così come entreremo a breve, metteremo in produzione anche la possibilità della scelta e revoca del medico, piuttosto che l'esenzione del ticket o la richiesta di protesi e presidi, sempre attraverso queste applicazioni che consentono ovviamente una velocità, facilità e la possibilità di accedere, quindi di equità di accesso alle prestazioni sanitarie. Esportabile, ce lo auguriamo, ovviamente noi lo mettiamo a disposizione dell'intero sistema. Quindi diciamo che c'è la possibilità di accorciare, di quasi annullare, perché per quello che abbiamo capito oggi per domani si annullano i tempi di attesa stiamo parlando di screening oncologici smart, grazie alla collaborazione tra l'ASP di Catania, grazie anche ai medici di medicina generale e sul portale dell'ASP trovano queste informazioni chi magari ci sta ascoltando e volesse avere qualche informazione in più? Lo trovano anche un video che spiega la piattaforma, ma ovviamente in questa fattispecie sono i medici di medicina generale ovviamente ad essere i protagonisti assoluti, perché anche loro hanno la facilità di accesso, utilizzano loro il portale, quindi hanno la possibilità di lavorarci. È uno strumento molto tecnico, il paziente non deve fare niente, deve rivolgersi al medico di medicina generale attraverso questo canale oppure su tutti i canali che sono attivi. Bene, allora mi pare cosa voleva aggiungere? Volevo dire, infatti, piuttosto che andare a guardare nei siti, sarebbe auspicabile che il paziente ne parli col proprio medico di famiglia, che lo sa indirizzare per lo screening da fare, quando farlo e perché farlo. Mi pare che siamo stati chiarissimi, grazie allora al direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Lagangasenzio, grazie per essere stato con noi, grazie anche al dottore Sergio Lombardo che rappresenta i medici di famiglia, i medici di medicina generale. In bocca al lupo, buon lavoro per quello che fate. Ci sono le pillole di almanacco adesso, dopo parleremo delle stelle, che cosa ci diranno oggi le stelle, lo scopriremo con Marco Amato, a dopo. Il 9 aprile si celebra la giornata mondiale dell'unicorno, un simbolo di purezza e magia che negli ultimi anni è diventato popolare anche sui social. Questa creatura mitica, conosciuta sin dalle antiche culture sumere, indiane e cinesi per i suoi poteri speciali, è vista anche nel cristianesimo come emblema di purezza e innocenza. Ma la Luna resta sempre alla stessa distanza dalla Terra? La risposta è no, sembrerebbe infatti che stia continuando ad allontanarsi sempre di più. Viene stimato di 3,8 cm ogni anno. Inoltre, contrariamente alla credenza popolare, non vi è una faccia oscura permanente della Luna. Il lato opposto non è visibile dalla Terra, ma è ugualmente illuminato.
come anticipato adesso è il momento delle stelle, vediamo un po', eccolo qui, buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. E buon caffè. Grazie. Allora, oggi vi parlo di una romantica interpretazione, visto che proprio domani esce Eden, un atteso film del regista Ron Howard, che con la sua natura pesciana, appartiene a questo segno zodiacale dello zodiaco, e questa sua romantica profondità affronta una storia vera e un po' anche surreale, accaduta veramente su un'isola delle Galapagos. L'idea del lontano e dell'immaginifico è tipica di questo segno zodiacale, il più sensibile tra tutti, che ha a che fare anche con le isole, i mari lontani, l'esilio e anche il sentimento più profondo nell'amore e l'essenza quantistica delle cose. Il film sarà una scoperta, consiglio a tutti di andarla a vedere. Io per esempio sono molto curioso. Ma oggi cosa dicono le stelle? La luna è in un'ordinata e pretenziosa Vergine, riuscirà a mettere tutti gli astri a posto? E proprio con tutti non ci riuscirà, ma sappiamo sicuramente che per l'Ariete oggi sarà una giornata più ordinata e precisa. Il Toro ha in trigono la luna, ottimo per voi, migliora l'umore, a differenza dei Gemelli che invece l'hanno in quadratura, quindi oggi c'è un po' un calo e vi preoccuperete un po' di più di cosa pensano gli altri di voi. Cancro, la luna, la vostra signora, è loquace oggi, è in terza casa, quindi vi aiuterà a mettere i puntini sulle i, a spiegare le vostre motivazioni oggettive e razionali. Leone, una luna che parla di economia, il denaro è qualcosa di importante anche per vostre maestà leoni, quindi occhio. Vergine, luna oggi nei vostri gradi, quindi un po' più emotivi, ma con l'opposizione con Saturno e Venere riuscirete finalmente a esplicare ciò che vi tenevate dentro. Bilancia, una luna oggi un po' pensierosa ma assolutamente intuitiva, una luna che parla di viaggi e di lontano, una luna che parla di una certa nostalgia. Scorpione, luna oggi che può affidare sugli amici e sul lavoro di squadra. Sagittario, luna di quadratura oggi un po' troppo ordinata per voi istintivi, che oggi invece dovete continuare a perseverare nelle vostre attività un po' caotiche. Capricorno, luna di trigono per voi, ottimo, migliora l'umore ma soprattutto ci sono delle belle risposte che arrivano al lavoro. Acquario, è una luna molto tecnica oggi, per cui dovrete essere ordinati e bravi a incastrare tutti gli impegni uno dietro l'altro, si comincia fin dalla mattina. Pesci, luna d'opposizione oggi, per cui ancora una volta vi barcamenate con la vostra sensibilità nel cercare di mettere le cose a posto al lavoro e in amore, e ci riuscirete perché Saturno e Venere sono dalla vostra parte. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. A domani. Al nostro Marco Amato per le notizie che ci ha fornito come ogni giorno, preziose per capire che cosa ci riservano le stelle. Adesso invece andiamo di nuovo dalla nostra Lorena Dolci che ci dà una pillola. Una curiosità. Una curiosità. Una curiosità che arriva addirittura dalla prima pagina del Times ed è stata poi riproposta in vari giornali. Ecco, li vediamo questi due cuccioli, si chiamano Romolo e Remo, ma loro sono niente di meno che i discendenti di una razza ormai estinta, quella del lupo cattivo, è proprio il nome scientifico, si chiamava Enocinondirus lupo cattivo, che sono stati riportati in vita da una società di biotech di Dallas, insomma un'operazione un po' alla Jurassic Park, tant'è che adesso la sua società ha annunciato che entro il 2028 riporterà in vita un esemplare di mammut, uno di tigre della Tasmania e uno di dodo, insomma personaggi che ormai eravamo abituati a vedere più sui cartoni che su altro. Grazie a Lorena. Adesso ci salutiamo, abbiamo già visto Patti Bravo per chiudere l'appuntamento di oggi. Ci ritroviamo con Buongiorno Sicilia domani.